Ad Agrigento il comitato Gioeni, preoccupato per l'escalation di episodi criminali che si registrano nella zona, scrive al prefetto, al questore e al sindaco di Agrigento, atteso che nella zona talvolta si verificano risse, atti di vandalismo e di inciviltà, affermano, e affinché il quartiere sia tutelato e garantita la sicurezza degli abitanti, rivolgiamo un appello alle autorità affinché ciascuna, secondo le proprie competenze, provveda a prevenire o reprimere l'attuazione delle suddette azioni illecite. Il comitato Gioeni sottolinea come in special modo nei fine settimana e nel tratto iniziale di via Gioeni, lato via Tenea, nonché all'altezza dei parcheggi che insistono nella zona, avvenga turbativa della quiete pubblica attraverso atti delinquenziali che finiscono per minacciare anche inermi cittadini e attività commerciali. Siamo ben consapevoli del presidio operato dalle forze dell'ordine in questo territorio e di ciò ne siamo grati, concludono. Tuttavia riteniamo che sia necessario un maggior controllo della zona, specie in ore notturne, per scongiurare le trasgressioni alle norme e al vivere civile.